Siamo in piazza Tebaldo Brusato per questa puntata di Brescia in Tavola in compagnia di Paolo? Ciao Paolo, ben trovato, grazie a Spasso. Sì, Spasso col cane. Col cane, giustamente, a fare sgranchire un po' le gambe. Tu Paolo sei di Brescia? Sì. E di che zona sei? Qua del Brescia, centro. Del centro? Sei. Ah, benissimo, vivi qui in centro, sei originario proprio proprio bresciano doc. Senti Paolo, tu come te la cavi con la cucina bresciana? Sì, a mangiarla bene, dai. Okay. Tu che professione svolgi? Sono ingegnere. Ingegnere, avrei detto agli occhi da ingegnere. E hai degli hobby, delle passioni, degli interessi? Sì, calcio, sport, non cucina. Ah, non cucina, te lo stavo per dire, tra questi passioni e interessi c'è la cucina. Cane, dove sta il cagnolino? Nala! Nala! Non si allontana. Vabbè, adesso arriva. No, perché abbiamo pure il cane da seguire, eh. Magari anche voi da casa, dal divano chiamate Nala che magari vi sente. E cucina niente. Poco, minimo indispensabile, dai. Ma c'è qualcuno che cucina per te? Cioè, sì. Vedi, no, perché altrimenti se fa la piadina, il toast, queste cose. E quali sono i piatti che invece ti piace assaggiare? Di tutto e più, diciamo, dalla carne alle lasagne. Devo parlare di piatti bresciani o in Quello generale? che vuoi, sì, ma anche bresciani meglio. Bresciani, vabbè, casoncelli di Longhena, top del top, dai. Cioè, tutti i piatti bresciani che hai davanti che magari sono gratis, sono ancora Esatto. più. Lo vedi? Ho capito io. Allora, senti Paolo, guarda, oggi nella puntata che tra poco inizieremo racconteremo la torta di polenta. Adesso io ti dico una serie di ingredienti, tu Paolo mi dici se secondo te questi ingredienti sono presenti o meno in questa torta di polenta, ok? Nala! Ogni tanto chiamiamola, ma c'è, non è che stanno a giocare a boccia? C'è, è nascosta, ma i nostri autori dicono che si vede. Allora, torta di polenta, farina gialla, sì o no? Sì. Polenta, farina bianca, No. no, acqua, Sì. prosciutto crudo, Sì. sì, funghi, Sì. avocado, No. perché salsiccia, Sì. sì, carota, No. sì, cipolla, Sì. burro, Sicuramente. parmigiano grattugiato, Direi di sì. broccoli, No. no, marmellata Spero di no. e cacao. No. Mamma mia ragazzi, questa era facile. Va bene Paolo, grazie di tutto. Nala, dove sta Nala? lì, Ok, c'è. c'è. preoccupiamo. Va bene, iniziamo allora, grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesano. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Va bene, eccoci qui allora, qui nella nostra cucina di Brescia in Tavola. Allora Nala sarà tornata, io mi sono un po' preoccupato. Mi auguro di sì. Andava a zonzo sto cagnolona, Paolo poi Bellissima. rimane preoccupato se non la trova. Hai visto che persone intelligenti, importanti, ingegnere anche oggi. Ragazzi, a Brescia è una città di intelligenti. Cose grosse, in città ci sono intelligenti, in TV ci siamo. Pensavo in paese, no? Perché in paese siamo molto intelligenti. Sì, paesana. Sì, io non sono sei paesana. vero. Orgogliosamente paesana, Sì, vabbè, yes. ma vicina alla città, dai Federica. Molto vicina alla città. Va bene, allora avete sentito nel nostro giochino iniziale gli ingredienti che davvero sono presenti, altri invece un po' inventati da noi, nella ricetta di oggi, la torta di polenta. Peraltro, Federica, c'è anche da dire che sul mercato esistono anche diversi tipi di farina da polenta. Sì, Tu sì. la conosci, la fai la polenta? Sì, mi piace, Ti piace? adoro la polenta. Ti piace? Non esagerare perché gonfia un po', no? Vabbè. No, non in questo. Insomma, È la tirata. No, io adoro la polenta, mi non piace esagerare tantissimo. comunque. In base alla loro macinatura, no? le farine, in base alla loro macinatura si possono ottenere polente più molli oppure più sostenute. Per chi ama la polenta tenera, ad esempio, adatta ai guazzetti di carne o pesce, si dice sia consigliabile il fioretto. Fioretto? Sì, mentre con gli arrosti La o bramata, lo spiedo, sì. Esatto, la bramata, cioè quella macinata un po' più grossa e che darà una polenta più soda. Infatti io amo quella. Davvero? Sì. Tu sei quella della Mi bramata? piace, sì, perché io amo mangiare la polenta con gli stufati, con i tocci. Ah, ti facevo vegetariana. Sì. Anzi, quasi Vegana. vegana.
quasi tipo. Poi volendo si possono anche mescolare le farine per ottenere impasti diverse di polenta. Tra l'altro la polenta non ha certo bisogno di presentazioni perché è proprio il piatto forte del bresciano, non solo. Yes. Adesso mangia Federica, poi va alla grande un po' dappertutto con i ciccioli. C'è chi mangia la polenta con i ciccioli, lo spedo ovviamente, con le aule salate, quindi anche col pesce, un po', con vari tipi di formaggi. Con qualsiasi, a me piace anche con l'insalata. Tutto. A me piace, sì, mi piace moltissimo. Poi questa è una variante. Ti è piaciuta sta ricetta, Ma vero? tantissimo, Sì, questa sei mi piace innamorata. proprio. Bene, siamo allora pronti per raccontarvi questa ricetta a partire dagli ingredienti. Vai Fede. Avremo della farina gialla, Sì. dell'acqua, del prosciutto crudo a dadini, una manciata di funghi secchi. O anche freschi, dipende, insomma, esatto. Se sono secchi li faremo ammorbidire, se sono freschi no. Della salsiccia, Ecco qua, ci sono pure le salamelle. della carota, della cipolla, burro parmigiano grattugiato e un cucchiaio, scusa, da cucina di sale grosso, esatto. Di sale grosso? Sì. Beh, bella sostanziosa direi, a giudicare. Io la chiamo la lasagna di polenta. La lasagna di sì, polenta. mi piace tantissimo. Piatto questa. unico, perché se mai... Sì, generalmente sì, poi c'è chi osa e va oltre. Dai, ma vediamolo in fretta perché non abbiamo molto tempo, vai. Perfetto, allora scioglieremo in un tegame il nostro il burro e rosoleremo la cipolla e la carota che triteremo insieme al prosciutto crudo a dadini. Aggiungeremo i nostri funghi secchi che avremo precedentemente ammollato, se freschi no. Bisogna. La nostra salsiccia sbriciolata, saleremo e cuoceremo per una ventina di minuti a fuoco molto lento. Precedentemente avremo già preparato la nostra polenta con il nostro mezzo chilo di farina gialla e l'avremo rovesciata su un piano di marmo e la stenderemo circa all'altezza di un dito circa, così. Sì. E la faremo raffreddare. Ok, si fa raffreddare, va bene. Raffreddare in maniera tale che si rapprenda un attimino. In una teglia da forno che imburreremo precedentemente metteremo uno strato di polenta. Quella raffreddata. Sì, certo. Ok. Uno strato di polenta, la condiremo con una parte del sugo che abbiamo preparato prima, una spolveratina di parmigiano e continueremo così, come le lasagne, fino all'esaurimento degli ingredienti. Anche l'esaurimento di chi prepara la ricetta. Esatto, e anche di chi mi ascolta. L'ultimo strato dovrà essere sugo e formaggio. Come la lasagna. Uguale alla lasagna, però per quello c'è che la io la base di chiamo. polenta anziché di pasta, esattamente. La pasta, quindi poi in forno. Inforneremo a 180 gradi per una quindicina di minuti circa e serviremo il piatto ben caldo. Hai capito? Torta di polenta, la piccola novità che vi abbiamo raccontato noi qui. Speciale. A Brescia in tavola, buon appetito, fateci sapere, alla prossima, ciao! Ma che bontà, piace al sindaco e al sagrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.